Sassi sopra i binari, 4 minorenni scoperti e denunciati. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi, oggi lunedì 25 maggio 2026. I carabinieri li hanno sorpresi l'altro giorno all'altezza di via Mondin, sono tutti bellunesi di nazionalità italiana e aspettavano il treno. Il reato contestato è quello di attentato alla sicurezza dei trasporti. L'articolo è a firma di Gigi Sosso. Sassi sui binari della ferrovia, vista con gli occhi di un ragazzo, potrebbe sembrare solo una bravata della quale baloccarsi con una storia su Instagram o un video su TikTok, ma per la Procura dei minori di Venezia è un delitto con un articolo e un'ipotesi di reato precisi. 432 del codice penale, attentato alla sicurezza dei trasporti. Se lo commette un adulto rischia una condanna da 1 a 5 anni di reclusione e non sarebbe nemmeno la prima volta che capita. In città ci hanno provato 4 fanciulli che frequentano al massimo la prima superiore, tutti bellunesi di nazionalità italiana, tutti denunciati all'autorità giudiziaria dai carabinieri nell'ambito delle attività di controllo sul territorio. Non basterà una sgridata da parte di mamma e papà, saranno necessari degli avvocati che non faranno senz'altro dei volontariato di fronte al tribunale di riferimento. I fatti sono di qualche giorno fa, lungo la linea Belluno-Ponte nelle Alpi, all'altezza di via Mondin c'è un sottopasso pedonale che serve a raggiungere via Mur di Cadola. Gli indagati potrebbero aver utilizzato quello per raggiungere la strada ferrata. Qui hanno raccolto delle pietre, disponendole poi sui binari e nascondendosi per vedere l'effetto che avrebbe fatto. Non potevano essere troppo grosse perché il macchinista se ne sarebbe senz'altro accorto e avrebbe frenato in tempo, evitando il rischioso calpestamento. Meno male che l'inesperienza non li ha aiutati. Quella è da sempre una zona densamente abitata e la loro azione potrebbe essere stata vista da qualcuno che ha immediatamente chiamato i carabinieri. La pattuglia è arrivata e li ha trovati ancora lì ad aspettare un treno che purtroppo per loro non arrivava. In quel tratto i convogli non procedono a velocità sostenuta perché ormai in prossimità delle stazioni di Belluno o Ponte nelle Alpi. Ma non è difficile immaginare come sarebbe potuto succedere. Non è matematico che si verifichi un deragliamento, ma non lo si può nemmeno escludere con tutto quello che potrebbe significare per i viaggiatori. Gli aspiranti attentatori sono stati paternamente accompagnati alla caserma di Viale Europa per l'identificazione e tutte le altre formalità necessarie, dopodiché i militari li hanno affidati ai rispettivi genitori. Papà e mamma non saranno stati per niente contenti di quello che hanno dovuto sentire, anche perché avranno dovuto chiamare un avvocato di fiducia. L'imputabilità scatta proprio a 14 anni e di solito i minori senza precedenti scelgono la messa alla prova con i loro difensori. Un percorso rieducativo che prevede non solo un rendimento scolastico positivo ma anche un comportamento da cittadini modelli. Difficile ma non impossibile che possa scattare il perdono giudiziale perché il fatto è oggettivamente grave e da non raccontare a nessuno. La notizia la troverete a pagina 11 del Corriere delle Alpi e passiamo adesso alle notizie che hanno un richiamo sulla prima pagina di questa edizione del quotidiano bellunese. In primo piano niente social fino a 16 anni, il sondaggio di NEM e Università di Padova con oltre 1000 risposte. Alzare l'età minima rispetto alle proposte di legge sugli under 14, ma per la maggioranza i divieti non bastano, investire in formazione, il ruolo delle famiglie, l'esperimento dei patti digitali a scuola. Pesci Pegoraro firmano questo approfondimento da pagina 2 a pagina 3. La foto di copertina, l'influencer Bakaseya da Belluno al Sollevante, faccio scoprire il Giappone ai turisti. L'articolo a pagina 18. Belluno, scuole paritarie, 2 milioni dal Ministero, non ci bastano. Paolo Dallanese firma l'articolo che troverete a pagina 15. Feltre, il giro arriva in città, servono volontari per la viabilità. L'articolo di Scottini a pagina 19. Alberghi e ristoranti in affanno, siamo senza 500 stagionali ma pesa il costo degli alloggi. Alberghi, ristoranti, rifugi alpini, impianti a fune, tutti a caccia di stagionali per l'estate 2026. Ne mancano almeno 500 nel bellunese, le figure più richieste non sono tanto quelle più professionalizzate perché ormai fidelizzate quanto, a differenza del passato, lavapiatti, camerieri addetti ai servizi generici. Non si trovano perché preferiscono farsi la stagione al mare, dice Andrea Fagherazzi, sindacalista della Fisascat Cisle, che aggiunge, contrariamente alle previsioni che davano i turisti stranieri in rallentamento a causa della crisi, Cortina è già piena e gli alberghi più grandi sono rimasti aperti, per cui si fa sentire la carenza di stagionali, che però troppo spesso si devono arrangiare per trovare un alloggio. Francesco Dalmas firma l'articolo a pagina 14.
Sport, il Cavarzano si fa rimontare nell'andata playoff, il Cavarzano si fa rimontare 2 reti sul campo del Lascaris nell'andata della semifinale playoff per salire in Serie D. La formazione di Partelli era andata sul 2-0 con le reti di Joshi e Faie, ma nella ripresa i piemontesi hanno agguantato il 2-2 del finale. Domenica la gara di ritorno a Sedico con i giallorossi in piena corsa. Da Poyan a pagina 29. Sempre all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, il post Olimpiadi, un'altra indagine su Graffer, l'ombra della corruzione. L'articolo di Michielli a pagina 13. Gigi Sosso a pagina 11 l'articolo di cui abbiamo dato spazio come notizie in primo piano per quanto riguarda l'edizione di oggi di Edicola Belluno, sassi sui binari, denunciati 4 minorenni. A pagina 11 Belluno minaccia in classe la compagna con un taglierino. E ancora notizie di carattere provinciale, il voto nel Bellunese, Valle raggiunge il quorum, Franco Del Favero eletto nuovo sindaco, l'articolo a pagina 12. Le regole al Ferrofini, notizia di carattere regionale, dress code in consiglio, niente canotte e ciabatte, vietato entrare con le armi, Berlinghieri a pagina 7. Per quanto riguarda l'economia, il Nord-Est.economia, Electrolux, i veri obiettivi di una politica industriale che si sta trasformando, l'articolo di Tracogna a pagina 41. Dal Corriere delle Alpi passiamo adesso al Gazzettino di Belluno, in questo caso la notizia in primo piano è quella letta poc'anzi anche sul Corriere delle Alpi, sassi sui binari, la follia di 4 minori. L'episodio a Belluno, ma sono 11 giovanissimi denunciati dai carabinieri, uno è stato scoperto a scuola con una lama di 14 cm. Un gruppetto di 4 minorenni fra i 14 e i 15 anni è stato sorpreso dai carabinieri a piazzare dei sassi sui binari nella tratta ferroviaria in via Mondina a Belluno, un gesto gravissimo che poteva avere tragiche conseguenze, ma questo è solo uno dei molti interventi dei carabinieri nell'ambito della devianza giovanile. In tutto sono 11 gli adolescenti denunciati alla Procura di Minori di Venezia per comportamenti antisociali negli ultimi mesi. Uno si era portato in aula un coltello da cucina con una lama di 14 cm, un altro ha utilizzato un taglierino per minacciare una compagna di classe, in 3 sono penetrati all'interno di un hotel in disarmo vandalizzando i locali. 2 diciassettenni hanno minacciato e insultato il dirigente scolastico del proprio istituto sulla chat della classe. I carabinieri sono molto attenti al fenomeno, i controlli sono necessari, ma anche il dialogo e la prevenzione. L'articolo di Moranduzzo lo troverete a pagina 3. Foto di copertina calcio, playoff di eccellenza, i giallorossi ipotecano il turno, pari in Piemonte, il Cava fa sul serio, notizia di Daurù a pagina 11. Lorenzago perdono la traccia, turisti nel panico, scattano i soccorsi. 2 escursioniste russe di 25 anni avevano perso la traccia del sentiero vicino al torrente Cridola, nell'area di Lorenzago. Una squadra si è avvicinata lungo un percorso conosciuto e molto impegnativo, individuando la distanza oltre il torrente che hanno poi guadato, mentre un'altra squadra ha deciso di portare a termine il recupero dalla parte di Domegge di Cadore. Le ragazze erano spaventate dalla situazione, ma sono state tratte in salvo. L'articolo a pagina 8. 100 anni per i bambini, Vodo festeggia il suo asilo. La scuola dell'infanzia di Vodo, dedicata alla patrona del paese Santa Lucia, ieri ha festeggiato un traguardo che riempie d'orgoglio la comunità. 100 anni dedicati ai bambini, lo ricorda un grande manifesto che per l'occasione è stato appeso sul muro esterno della scuola, una delle prime strutture che si occupavano dei bambini e della loro educazione nella vallata del Boite. Sono stati ricordati i fondatori, Gottardo Gregori, il parroco Don Achille Ronzone e la prima maestra Orsola Talamini, sorella di Gian Pietro, fondatore del Gazzettino. L'articolo di Giuditta Bolzonello a pagina 8. La fondazione DMO cambio ai vertici, giovedì l'assemblea. La DMO Dolomiti cambia e rinnova il CDA, dopodiché potrà procedere anche con la nomina del nuovo direttore, attesa ancora da dicembre scorso. Insomma, dopo mesi di stallo in cui non sono mancati attacchi e polemiche anche interne alla struttura per la mancata sponsorizzazione olimpica, quella che comincia oggi dovrebbe essere la settimana decisiva. La scansione cronologica infatti dice che giovedì pomeriggio si riunirà l'assemblea dei soci. L'articolo a pagina 5. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, quorum superato, Valle al sindaco Colle quasi. Il 42,86% premia Del Favero, a Frena manca ancora l'1,92%. Le urne amministrative hanno emesso il primo risultato, si vota ancora oggi fino alle 15, ma
ma Valle di Cadore può già archiviare la tornata elettorale perché il comune cadorino combatteva con l'astensionismo e rischiava il commissariamento visto che si presentava al voto solo con una lista. Poco prima delle 23 però la soglia del 40% dei votanti è stata raggiunta e superata di slancio e Valle può così tirare un sospiro di sollievo. Per i prossimi 5 anni avrà un'amministrazione regolarmente votata dai cittadini. Il sindaco e l'homo novus Franco Del Favero, che ha dichiarato fin dall'inizio di volersi mettere a disposizione del suo comune per senso di responsabilità. Vicino al traguardo anche Paolo Frena, storico primo cittadino di Colle Santa Lucia. Il comune dell'Alto Agordino ha infatti l'altro con lista unica, ma ieri sera alla chiusura dei seggi alle 23 l'affluenza era ferma al 38,08%. Non basta ancora a Frena per diventare sindaco, ma lo striscione ormai è vicinissimo. L'articolo di Tormen a pagina 2. E sempre in merito alle amministrative, altro approfondimento che troverete a pagina 2, in questo caso siamo alla Mona, la sfida 3 non scalda la Mona, alle urne soltanto il 30 e 63% dei votanti, dove la sfida si fa più dura, i cittadini stanno più distanti dalle urne, ma un dato di fatto che emerge dalla giornata elettorale di ieri. Cibiana e la Mona hanno le affluenze più basse, 29 e 64% nel primo caso, 30 e 63% nel secondo. Atletica, Criterium Cadorino, più di 300 ragazzi protagonisti a Vallesella, l'articolo di Cavalet a pagina 13, Mammani a pagina 6, Podismo, Telva Trail 900 sui sentieri con un occhio all'ambiente. E ancora Giovanni Santina a pagina 7, Alpago, pellegrinaggio a Follina nei 6 secoli tra fede e memoria. 3 sindaci alla testa di un'ottantina di fedeli hanno percorso i 30 km che separano la Conca dall'Abbazia, un voto che risale al 1400. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.